Con il sindaco Luisa Beltrame di Ariano nel Polesine e chiediamo al sindaco com'è la situazione oggi nel suo comune. Allora sì, buonasera. La situazione nel nostro comune diciamo che è sotto controllo, stiamo monitorando un pochino tutto. Devo rilevare ed evidenziare comunque che ancora serve ed è necessario avvisare la gente di rimanere in casa, perché purtroppo vengono fatte molte segnalazioni e anche qualche multe sono state fatte proprio perché la gente purtroppo ancora si muove, gira, esce, forse anche per cose non essenziali, non indispensabili, però insomma diciamo che è sotto controllo. Abbiamo il servizio sia di polizia locale che i carabinieri con i quali collaboriamo sistematicamente e quotidianamente, proprio anche per monitorare e rilevare situazioni dove magari possa essere più necessario intervenire piuttosto che in altre. Ci sono criticità nella casa di riposo? Non ci sono criticità nella casa di riposo, viene adottato da subito le misure previste nei protocolli, anzi proprio in maniera restrittiva al massimo, proprio per cercare di garantire il più possibile, vista la situazione diciamo di fragilità degli ospiti, ma non ci sono criticità, vengono gestite con grande professionalità e preparazione, devo dire, senz'altro, sì. Per quanto riguarda la sanificazione delle strade? Quindi aspettavamo delle indicazioni dettagliate da parte dell'azienda sanitaria in modo da poterci muovere. Abbiamo avuto qualche indicazione, pertanto ci stiamo muovendo adesso a chiedere informazioni al Ecoambiente, che è il nostro gestore insomma nel settore, e quindi stiamo un attimino capendo le modalità più opportune per poter eventualmente, laddove fosse necessario, poterle poi dopo fare, insomma, quindi questione nei prossimi giorni che sarà definita anche questa. Ecco, una domanda: il servizio a domicilio è previsto da qualche negozio e delle farmacie? Sì, noi abbiamo attivato il servizio a favore di persone anziane sole, quindi abbiamo attivato un numero che le persone possono contattare e abbiamo avuto la disponibilità di molti supermercati sia in Ariano Centro che nelle frazioni, che hanno dato disponibilità, che già loro fanno il servizio personalmente, si sono attivati, organizzati, e il Comune con la Protezione Civile e alcuni volontari daranno il supporto qualora insomma loro avessero la necessità per essere aiutati o supportati nella spesa. Quindi abbiamo queste persone che possono chiamare questo numero, dire dove volere andare a fare la spesa, il volontario di Protezione Civile piuttosto che di associazione che andrà a fare la spesa e gliela consegna al domicilio. Quindi questo si è partito. Per la farmacia so che abbiamo dato la disponibilità, ma le farmacie hanno attivato una convenzione con Federfarma e con la Croce Rossa, e pertanto hanno dato la disponibilità ci hanno chiesto di comunicare un numero verde al quale rivolgersi per fare le consegne. Le farmacie sono un attimino più delicate anche per l'aspetto delle ricette, quindi particolari farmaci diventa un pochettino più delicata la consegna a domicilio, anche per un aspetto proprio di privacy vero e proprio, insomma. Quindi avendo loro attivato la convenzione con la Croce Rossa ci hanno suggerito di comunicare il numero verde, che ci riferiscono a essere attivo e funzionante, insomma, quindi la svolgiamo così. Poi siamo qua perché se le farmacie vedono che hanno necessità ulteriore di un supporto ulteriore, abbiamo dato la disponibilità a fare eventualmente anche con loro un servizio aggiuntivo, insomma, anche per le farmacie. Ecco, il governatore ha parlato dell'arrivo di queste mascherine, che sono 2 milioni di mascherine almeno da quanto hanno detto le agenzie. Sapete qualcosa di più di noi? C'è arrivata anche a noi una comunicazione ufficiale, diciamo, su questo, e quindi dicendoci appunto che nei prossimi giorni dovrebbe essere fatta questa distribuzione di mascherine. Noi le dico, io confido che possa essere veritiera, insomma, questa notizia, perché le dico sinceramente, noi ad esempio in comune non abbiamo nessun tipo di protezione, cioè chi è riuscito a individuarlo ce l'ha, ma non abbiamo da poter averlo per tutti i dispositivi di protezione, pertanto è veramente una mancanza. Ci siamo dotati degli igienizzanti in ogni ufficio, in ogni ambito, questo sì, ma le mascherine purtroppo non le abbiamo recuperate nell'ufficio pubblico, pertanto questo è un problema. Quindi mi auguro, insomma, che veramente sia questione non dico neanche di giorni, ma di ore, insomma, se è arrivata comunque anche a noi ufficialmente questa comunicazione, sì.
Ecco, l'ufficio postale e il comune sono aperti? Allora, gli uffici comunali sono chiusi e sono aperti su appuntamento. Noi abbiamo reso pubblici un numero di telefono, chiaramente con gli interni. Abbiamo provveduto a fare l'ordinanza con la quale identifichiamo i servizi essenziali e quelli che devono essere resi comunque come accessibili, e quindi sono chiaramente l'ufficio anagrafe, l'ufficio protocollo e quindi questo è l'ufficio di protezione civile per appunto le emergenze all'esterno. Sono servizi che però verranno comunque garantiti previa telefonata, previo avviso telefonico e previo appuntamento, perché sennò altrimenti comunque l'ufficio è chiuso e riceviamo su appuntamento. Quindi gli uffici postali e le banche so che sono aperte a giorni alterni, quindi lunedì, mercoledì e il venerdì alla mattina solo, e hanno chiuso l'ufficio postale di Rivà per un fatto organizzativo, insomma, dell'ufficio postale, della direzione di poste, insomma, quindi è rimasto aperto l'ufficio postale di Ariano Centro in giorni alterni. Questo per ora vedo, insomma, sì, diciamo sarà gestito, sarà un problema forse ai primi del mese, lo vedo che è un po' un problema adesso perché vedo gente fuori, per cui però insomma è un fatto organizzativo di poste. Mi rendo anche conto che l'ufficio postale di Rivà, essendo piccolo, potesse non garantire anche quelle misure minime di distanza, e quindi insomma abbiano adottato questa decisione per un fatto chiaramente di misure di sicurezza. Ringraziamo il sindaco Luisa Beltrame di Radano del Polesine, sottolineando che i sindaci in questo momento qua sono in prima linea e tutti hanno disponibilità sia per i cittadini che per i media, e vi facciamo i complimenti. Grazie sindaco, veramente. Grazie a lei e buon lavoro a tutti.